2, 3, 4, bam. Io adoro questa canzone, la Ci canzone intelligente. piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filo logico importante e che sia piena di bei ragionamenti. Insomma, una canzone intelligente che spieghi un po' di tutto e un po' di niente. E questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. E questa è la canzone intelligente che farà sognare, che farà cantare, che farà ballare. Lo Shocking Blue e yatatata, e yatatata, yatatata. Lo Shocking Blue e yatatata, e yatatata, e yatatata. Tirati tutte e due. Cosa ci vuole si sa per far successo con la gente. Si prende un filo logico importante, la casa discografica adiacente. Lui a destra è Enzo Iannacci, sembra. Come un deficiente lo lancia sul mercato sottostante. Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. E questa è la canzone intelligente che farà sognare, che farà cantare, che farà ballare. Lo Shocking Blue e yatatata, e yatatata, yatatata. Lo Shocking Blue e yatatata, e yatatata, e yatatata. Lo Shocking Blue. Buonasera. Buonasera a tutti. Come vi chiamate? Allora, Grottoli Gianfranco, Andrea Vaschetti. in arte Grottoli e Vaschetti. Che bello. Broccoli e vaschette. Rocco, Che? Grottoli, Broccoli. Broccoli. Il signore a destra sembra Enzo Iannacci, Gigi. un po' da lontano. Broccoli e? Broccoli e salsicce. Facciamo Salsiccia. Sei sicuro? Come va? Sì, broccoli. Bene, grazie. Ci si tiene allegri. Aspetta che Loredana sta scrivendo. Allora, broccoli e salsicce. A me spaghetti e A te vongole. spaghetti a vongole. Da dove venite? Allora, In provincia di Torino. sopra la collina. Siamo nati a Torino, viviamo nello stesso posto E scriviamo canzoni ci da siamo 40 anni. E venite con me. È un momento. Allora, io non mi sono girato perché appena ho sentito la canzone intelligente ho pensato subito a Clementino. E quindi se sei girato a Clementino, quindi non avrò chance. Ma raccontateci, quindi cantate, fate questo lavoro da 40 anni, scrivete canzoni. Sì, è diventato un lavoro. È nata come un'amicizia. Ci siamo conosciuti la stessa via, andando a scuola. alla stessa età. siamo tutti e Poi due lui mi ha della stessa chiamato a suonare nel suo gruppo. E venite con me. Un momento. Bella però così. età. Scriviamo un po' di canzoni. Che canzoni avete scritto? Ma allora, le abbiamo scritte per i grandi, i bambini. Abbiamo avuto tante partecipazioni allo Zecchino d'Oro, 27 27 partecipazioni, circa. tra cui una forse che conoscete. Quale? Qual è? E si chiama il nostro amico Catalì. Catalì Cammello. Catalì Cammello. Il Catali Cammello. Catali Cammello. Certo. Questa canzone che anno è? 1997, la cantava Ilenia Recchia. 1997, lo stesso anno quando io ho scritto Il coccodrillo come fa. Non c'è nessuno che lo fa. Questo ho scritto io. Dice mangi. Io vorrei fare un duetto con questi signori. Sì, per convincerli a scegliere Clementino. Vai, Perché comunque c'è quell'ironia teatrale, un po' di cabaret. Ma capita un po' di... fa- Servirebbe qualcosa Vai, un po' fai alla... qualcosa, vai. Non so, un po' alla... Iannacci? Iannacci. Iannacci? Iannacci la Tipo canzone. questa, tipo questa qua. Facciamo Iannacci. Apriamo. Vai. Qual è? Vengo anch'io? Allora, Veramente? Parapappa. Paraparapa, parapapa, paraparapapa, para, pam 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 pam. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. No, tu no. E perché? Per vedere come stanno le bestie feroci.
l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Pam pam param pam 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 pam. Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! No, no, no! Vengo anch'io! No, no, no! Vengo anch'io! No, no, no! Ma perché? Perché no? Vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! Ma perché? Perché è finito il pezzo! Perché no? Grazie! Ti è piaciuto questo video? Iscriviti al canale di The Voice, ne potrai vedere tanti altri.